Ciao, sono Claudio Meli, sono detentore e allevatore di ape nera sicula. Nel 2011 ho costituito questa azienda, l'azienda Miele Meli di Claudio Meli. In pratica, come ho appena detto, mi sono innamorato ed appassionato all'apicoltura e a questa bellissima esemplare che è un'ape particolare tipica della nostra Sicilia. Questa passione, diciamo che non è stata tramandata in famiglia, è una passione riscoperta. In pratica lavoravo per una grossissima ditta palermitana e anche qua una scommessa con me stesso e contro molti altri, perché ho abbandonato nei periodi nostri dove non c'è niente di sicuro, quale più di un posto di lavoro a tempo indeterminato. Ho abbandonato questa ditta leader nelle telecomunicazioni per inseguire appunto questo sogno. Quindi dal nulla, criticato da parenti ed amici che giustamente ti dicono: Claudio, cosa fai? Oggi con la sicurezza di un posto fisso abbandoni tutto quanto? Sì, stanco della caoticità e della mondanità, ho inseguito le campagne, mi sono riscoperto amante dell'agricoltura. Il fatto della penera sicula è un ulteriore scommesso, un'ulteriore vittoria, perché questo apicoltore che lavorava già con la penera sicula mi mise davanti ad un certo punto a una scelta: o continui a lavorare con l'ape ligustica, con un altro tipo di ape che è molto più semplice da gestire e che ti permette di fare più miele, o continui e credi nella nostra ape, nell'ape autoctona, nell'ape siciliana, che è molto più particolare da condurre, ma che però ti dà tante soddisfazioni. Ad oggi senza l'ape sicula non staremmo qui a raccontare, diciamo, un po' la mia storia. La penera sicola è appunto endemica in Sicilia, la nostra bellissima isola ha saputo salvaguardarla principalmente da un'eventuale ipotetica estinzione. In pratica quest'ape è direttamente imparentata con l'ape del Nord Africa, l'intermissa. Ha delle caratteristiche particolarissime, in pratica è un po' più piccolina delle altre api, delle api comuni, ha ha delle ali molto più piccole, molto prolifica, tendente alla sciamatura, ecco il perché è utilizzata parecchio per la produzione di pappa reale, però è un'ape che ci invidiano tutto il resto del cimino, tutto il resto del mondo. Infatti i riflettori da parte di tutto il resto del mondo sono puntati su di noi, proprio perché è un'ape che riesce ad acclimatarsi al meglio, quindi resiste alle intemperie, alle situazioni climatiche più estreme, sia calde che fredde che siano, ed è inoltre un'ape che riesce a autoproteggersi, resistentissima ad alcune patologie e ad alcuni parassiti. La penera sicula in pratica ha rischiato, come dicevo prima, l'estinzione intorno agli anni 60-70, perché mentre prima veniva allevata in modo tradizionale all'interno di alcuni particolari recipienti, è passata subito da un momento all'altro all'allevamento più intensivo, quindi dai bugni villici fatti da canne o da cartoni, erano in pratica degli involucri. Anticamente il miele veniva spremuto, si è passato, avendone capito appunto la commercializzazione, l'industrialità di questo prodotto, all'allevamento più industriale, quindi si è passato alle arnie. Questo cambiamento, quindi questo allevamento intensivo, ha rischiato quasi di farla scomparire questa razza di api, anche perché si è importato dal resto dell'Italia questa altra ape, che è l'ape ligustica, molto più efficiente si considerava all'inizio a livelli di produzione di miele. Cosa è successo? Che attorno agli anni 70 si sono scoperti dei alveari selvatici e il professore Genduso assieme all'amico apicoltore Carlo Amodeo sono riusciti a trovare alcuni sciami di api nera e sono riusciti a conservare la loro purezza genetica all'interno delle isole. Perché alle isole? Perché distanti appunto dalla terraferma, quindi dalla Sicilia, non rischiano l'ibridazione. La differenza morfometrica, morfologica dell'ape nera rispetto alle altre è che presenta questa colorazione dei tergiti, che sarebbero gli anelletti che vanno a comporre l'addome, è totalmente nera, mentre nelle ligustiche e nelle altre è di colorazione arancione. Soltanto la peluria della parte alare è beggiolina. E in pratica è eccellente perché, a differenza appunto delle altre api che vanno in blocco di covata
chiacchieravamo prima, è una sorta di letargo. Come nei mammiferi, anche negli insetti, nelle api c'è questo letargo, è un blocco di covata, significa che l'ape regina, che è l'unica che nell'alveare riesce a ovodeporre, se ne va in blocco, non depone più, per una salvaguardia interna della specie. L'ape nera invece, che resiste alle situazioni climatiche più avverse, riesce a continuare a deporre, quindi è molto popolosa anche in periodi invernali in cui altre api lo sono meno. Inoltre, appunto per questo, essendo che non va in blocco di covata e continua a produrre uova e a produrre api operaie, ci mette in condizione noi apicoltori che l'alleviamo di riuscire a produrre mieli monofloreali, quindi fioriture, mieli con delle fioriture particolari nelle quali altre api non vanno. Noi vediamo adesso il prodotto finito. Questo vasetto pieno di miele deriva da un lavoro fatto precedentemente in campo. In pratica in campo ci sono delle arnie che contengono la vera e propria famiglia, l'alveare. Sopra queste arnie gli si appongono dei melari, sono in pratica dei rettangoli di legno con delle particolari intelaiature, dove le api vanno a deporre il miele. Questi telaini, non appena finita la fioritura, saranno ricchi di miele privo di umidità, perché l'ape tramite i suoi enzimi e tramite l'apparato gastroenterico toglie l'umidità al miele e la rende una soluzione zuccherina. Questi telaini vengono portati in laboratorio, vengono disopercolati, quindi viene tolto quella coltre di opercolo che viene messa a chiusura degli alveoli ricchi di miele deumidificato dalle api. Togliendo l'opercolo, quindi dopo averli disopercolati, si inseriscono all'interno di una sorta di lavabiancheria inversa messa verticale, che è lo smilatore. Questo smilatore funziona per forza centrifuga. In pratica tutti questi telaini che vengono messi attorno a questo cerchio vengono centrifugati, per forza centrifuga il miele contenuto negli alveoli viene sparato nelle pareti e poi per forza di gravità scende sul fondo. Scendendo sul fondo si fa andare in degli appositi secchielli e viene poi messo in dei particolari filtri fatti con nylon per alimenti che vengono decantati, maturati qui all'interno. Quindi ci sono questi filtri messi sopra i maturatori, il miele sporco con le scorie viene inserito in questi filtri e cade all'interno del maturatore libero e limpido da qualsiasi scoria. Maturando accresce le sue particolarità organolettiche un po' come il vino, col passare del tempo, e tutte le scorie dal fondo salgono sopra. L'apicoltore non farà altro che togliere tutte queste scorie, si ritroverà del miele pulito che poi tramite dei bocchettoni, tramite questi bocchettoni farà andare nel vasetto che si chiuderà e poi etichetterà, ad esempio l'etichettatura a mano, io faccio etichettatura soltanto a mano. Millefiori però di alta montagna. Riesco a fare due tipologie di millefiori, uno di macchia mediterranea che è quello molto basso sul livello del mare, ad altezze molto irrisorie, molto vicino al mare, e invece un millefiori di alta montagna a 800-900 metri sul livello del mare. Io che faccio transumanza, quindi effettuo il nomadismo, sposto le arnie in base alla fioritura, vado proprio alla ricerca, a differenza di molti altri apicoltori che fanno quello stanziale, fanno il millefiori, io vado alla ricerca di fioriture particolari. Fioriture come ad esempio questo miele di millefiori di alta montagna che faccio a 900 metri sul livello del mare, in zone di totale assenza di centri urbani, polmoni WWF o riserve naturali orientate, come questo che viene da Pizzocane, Pizzotrigna, Grotta Mazzamuto. Questo miele intanto ha una colorazione ambrata, molto chiara, ora sta cristallizzando quindi si è scurito un pochino. Però in questo miele possiamo andare a sentire tutte quelle varietà floreali tipiche dell'alta montagna, come il sommacco, gli alberi di rovo, quindi le more, la camomilla e tante altre varietà floreali che non si trovano ovviamente in un miele millefiori altrettanto buono ma di macchia mediterranea. Questo ha un sapore appunto floreale, ricco di sapori, è proprio un succo di fiori. Io dico sempre, dentro questi vasetti c'è succo di campagna. Poi, ad esempio, come millefiori di alta montagna, troviamo un altro miele che è buonissimo, ricercatissimo tantissimo in cucina,
che è molto fragrante, è molto ricco di... questo è molto fruttato. Sa di zagara, però ad esempio io non faccio il limone, l'arancio o il mandarino che sia. Tengo proprio a mettere le mie Alpi in borghi antichi, in agriturismi, dove abbiano una varietà di agrumi non indifferente. Ad esempio, questo agrumi che io faccio a Lascari è composto da zagare di più agrumi. Quindi all'interno dello stesso feudo troviamo in biologico zagara di limone, di arancia e di mandarino, dal quale viene fuori un miele che già ad aprirlo è proprio essenza di zagara, proprio un succo di frutta agli agrumi. Poi ad esempio abbiamo il cardo fatto anch'esso in alta montagna, cardo che non fa altro che essere il miele ottenuto dal nettare delle cardacee, sono delle particolari infiorescenze di alcuni arbusti che crescono spontaneamente sempre ad altezze importanti, perché non è tutto cardo quello che luccica, non è tutto oro quello che luccica, il cardo vero e proprio, questo di qua, si fa a queste altezze perché è lì che c'è il cardo mariano e delle particolari specie di cardo che appunto creano questa tipologia di miele. Se noi vediamo l'ambratura è tendente al verdognolo, a volte è rossastra, a volte è tendente al verdognolo, tipica del cardo, e poi è florealissimo e con un retrogusto minimo di piccante amaro alla fine. Anche questo è un ottimo miele per la cucina, che si adatta appunto per il suo sapore forte a dei formaggi, viene accostato a dei formaggi invece non troppo forti, come possono essere la tuma, la ricotta, eccetera, eccetera. Poi spaziamo, riesco a produrre il miele di eucalipto, miele di fico d'India all'interno di Rocca Palumba, che è sagra del fico d'India, mieli particolari quali il nespolo, il mandorlo, l'aneto, la melata. Melata, vi do questa piccola chicca, che è l'unico miele non prodotto dalle specie floreali, quindi è l'unico miele non prodotto dai fiori. La melata non è altro che una soluzione zuccherina che espelle un afido, alcuni afidi particolari, come la cocciniglia, si nutrono nei periodi più caldi e umidi dell'anno, agosto, settembre qua da noi in Sicilia, di linfa delle piante, che questi afidi rigettano, trattengono nella linfa della pianta tutte le parti proteiche, eccetera, eccetera, e buttano soltanto la parte salina, la parte ricca di sali minerali e zuccheri. L'ape ne va ghiotta, rielabora questa soluzione e fa un miele molto scuro che non cristallizza quasi mai e che è utilissima perché che fa sport, perché è appunto ricca di sali minerali e quindi ti ripristina tutte le energie sprecate durante lo sport. Nel caso della pappa reale è un lavoro manuale che dobbiamo fare noi illudendo le api ed un traslarvo. Si prendono delle larve, si inseriscono in delle celle particolari, si illude le api facendogli capire che stiamo allevando delle api regine, loro non fanno altro che nutrirle a pappa reale e poi noi andremo a togliere le larve da questo traslarvo e andare a suggere tutta la pappa reale che c'è all'interno di questi cupolini. Stessa cosa vale per il polline, ad esempio, che si ottiene invece con delle particolari trappole che si mettono all'ingresso e all'entrata dell'arnia. L'ape che nelle sue sacche delle zampe ha riempito appunto con queste pallottoline di polline sarà costretta per via di questi forellini di entrare nell'arnia dovendo disfarsi per poter accedere all'interno dell'arnia di queste palline di polline che vanno a finire nelle griglie e poi noi estraiamo questi cassetti e andiamo a recuperare questo polline. Propoli stessa cosa, la propoli in pratica non è che altro la resina delle piante, le api vanno in queste piante, in questi vegetali, prendono questa corteccia, questa soluzione e come per il polline la mettono all'interno di queste sacche e la portano all'interno dell'alveare per sanificare l'alveare, sia per antibatterico anche per occludere le eventuali possibili aperture che ci possono essere, scavi, buchi all'interno, per mantenere un ambiente abbastanza chiuso e non disperdere appunto la temperatura che è sempre costante di 35 gradi. Noi cosa facciamo? Recuperiamo questa propoli tramite raschiatura, si dice, con la leva dell'apicoltore
raschiamo tutte le parti che l'ape precedentemente ha sanificato con questa resina e otteniamo delle pallottole che però per l'uomo non sarebbe utilizzabile così. Facciamo una soluzione madre che in pratica non è altro che una soluzione alcolica. Io faccio quella al 36%, quindi diluisco 360 grammi di propoli grezza in 1 litro di alcol etilico, si trattiene tutti gli eccipienti, va tenuta al buio perché è fotosensibile, da lì si ottiene la tintura madre dalla quale poi si fanno altri ulteriori utilizzi. La scelta del fare l'apicoltore è una scelta dura, è sacrificatissima, però ti ripaga tantissimo se effettuata, se fatta nei termini e nei modi giusti. Intanto consiglio a tutti i ragazzi di non per forza cercare il lavoro, il posto fisso, ormai è storia antica. Riversiamoci tutti nell'agricoltura, nei terreni incolti, cerchiamo qualcosa che adesso ormai è dismesso, non è più ricercato, ma che è il futuro, un futuro prossimo. È la terra che non morirà mai e che ci permetterà di vivere e dalla quale noi ci nutriamo. Molto spesso noi ragazzini cresciamo con le paturnie che ci regalano i genitori. Se i genitori ti fanno crescere con la convinzione che l'ape sia un insetto fastidioso che ti punge soltanto, quel bambino non si avvicinerà mai all'apicoltura. Se invece facciamo capire che quel miele che noi mangiamo e quel miele non viene creato così in vasetto, ma c'è un processo di biodiversità, di tutela ambientale non indifferente e che si crea dall'impollinazione da tutt'altro, allora quel bambino sarà predisposto ad inseguire questa passione e a avvicinarsi a questi prodotti. Ape regina nera, Apis mellifera sicula. Sì, la marcatura la facciamo noi apicoltori. Intanto la riconosci più facilmente in mezzo a questa coltre di scuro e in più ti segnala l'età della regina. E noi non facciamo altro che riporla a casetta sua.